Questo è un posto incantevole, la laguna, i fiumi Aussa, il Corno e tante balene. Ma dove ci troviamo, Paride? Qui siamo dove finisce la strada dell'Aussa Corno dopo San Giorgio di Nogaro e ci troviamo confinanti con la strada a cui finisce, comincia la splendida laguna di Grado e di Marano, dove migliaia di posti barche si sono insediate nelle foci dei fiumi e quindi è un posto incantevole. Credo che da qui fino a Lignano troviamo decine di migliaia di posti barca, sia di nautiche organizzate con le grandi barche da diporto, con le barche a vela, sia eccetera, queste più piccole come queste che anche vediamo, quelle più piccole, che però costituiscono un'economia straordinaria, perché qui c'è una qualità della vita, una qualità del turismo lento che è straordinaria. Quindi siamo di fronte a un bel esempio di una realtà spontanea che si è insediata a seguito delle nuove tendenze del turismo lento, del turismo che apprezza la natura, di un turismo che apprezza luoghi che sono incredibili. Noi siamo l'acqua più vicino all'Austria e l'acqua più vicino alla Germania, perché di fatto qui ci sono 3-4 marine che poi andremo a vedere, ma questa è una nautica spontanea che andrebbe studiata a fondo e forse penso che una tesi di laurea su questa spontaneità credo che andrebbe fatta, perché qui convivono zona industriale, laguna, ambiente, natura e anche vari interessi dei comuni, perché noi di fronte a noi vediamo Terzo di Aquileia, Tor Viscosa, e quindi siamo veramente in una realtà che ha imparato a convivere da sempre. Però la componente industriale non deve annientare il localismo di questi profumi e di queste infiorescenze spontanee. Ma finora l'equilibrio è stato mantenuto. C'è un porto importante ed è l'unico della provincia di Udine, Bacino Margaret, che poi andremo a vedere. Ci sono nuovi insediamenti che hanno sostituito vecchi insediamenti storici come la zona Marzotto, che ha di fatto lanciato la zona industriale Aussa Corno, ma ci sono 2 vetrerie, ci sono laminatoi, ci sono anche però industrie alimentari come la birra, ex Birra Moretti e oggi Birra Castello, ma ci sono soprattutto tanti posti barche di marine invece attrezzate, che sono marine che danno lustro a questo luogo, perché molti imprenditori, ma anche molti industriali, anche molte persone dello spettacolo, del teatro, eccetera, hanno la barca qui perché riconoscono qui un valore aggiunto che è legato alla bellezza della natura, alla bellezza della laguna, alla bellezza di questa zona incontaminata, che convive con le zone industriali, perché c'è un equilibrio che è stato mantenuto fino ad ora. Gli austriaci un giorno ci hanno rimproverato, hanno detto che Dio ha fatto una cosa troppo ad uso e consumo del Friuli. Lei ricorda una cosa che le ho detto io, sì, e quindi non copi il compito. Okay. Allora, un giorno ho portato il presidente della regione Friuli Venezia Giulia e il presidente della Carinzia in cason, nei casoni della laguna, e ad un certo punto, dopo aver mangiato insieme il pesce eccetera, Dörfler, presidente della Carinzia, guardando il tramonto in laguna, voltandosi verso di noi, disse queste parole: perché Dio ha dato solo a voi questa ricchezza? E allora ci siamo accorti che forse noi con troppa indifferenza guardiamo le bellezze in cui siamo nati.